Sicurezza del lago, quindi sicurezza ambientale, ma caliamoci anche nella realtà della sicurezza di tutti i giorni. I fatti di cronaca che documentiamo a nord-est, ma a livello nazionale, sicuramente non dicono nulla di buono. Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia, ben ritrovato dottore. Grazie a voi. Non le sembra che sia una situazione che sta leggermente sfuggendo di mano? Lei mi dirà sì, effettivamente ci sono poche forze, c'è poca disponibilità anche di personale proprio addetto alla sicurezza, ma di questo passo dove andremo? Ma innanzitutto questo, io l'ho già detto, ripetuto, è una situazione generale che prende tutta l'Italia. Perché noi dell'Italia parliamo, ma parliamo del nostro territorio, ed è una grave carenza, no? Solo nella Polizia di Stato 23.000 uomini, ogni anno, ogni mese 2.000 vanno in pensione, i corsi non ci sono e da qua a qualche anno, anzi da qua a 10 anni, i conti sono presto fatti. Noi a Pordenone nel 2023 avremo un default che a metter mano, cioè, fa raccapricciare i capelli, perché è una situazione grave, perché non vedo una grossa speranza. Attenzione, possono arrivare anche 10 persone. Lei aveva riposto molta fiducia e speranza nel ministro Salvini, se non sì, perché il ministro Salvini... A distanza di mesi sono cambiate un po' le cose. No, allora, il ministro Salvini non è che non sta guardando le forze dell'ordine con un occhio di riguardo. Il problema è che sicuramente per una condizione politica, non mi voglio addentrare nell'argomentazione politica, ma è dato di fatto in altre scelte, ci sono degli accordi che sicuramente bloccano quello che è il suo modo di vedere le cose, modo di vedere la sicurezza. Ecco, quello che dico io, e l'abbiamo visto nella mozione che ho presentato insieme al consigliere Centis, il problema non deve la sicurezza non deve avere un colore politico. Invece qua giochiamo ancora, ma se la presento io che sono di destra, quelli di sinistra dicono di no, e viceversa. Invece non deve essere così, e così si trasmette all'interno di una situazione generale e nazionale che dà questi risultati. Cioè sono stati promessi arruolamenti di 3, 4, addirittura 5.000 uomini all'interno dei primi 6 mesi del 2019, oggi non ci sono ancora i soldi per arruolare 5 persone. Questo è il problema. E allora è chiaro che in una città più grande, Milano, Roma, Torino, avete visto, Napoli, anni di indagini per trovare un grosso latitante, numero 2 in Italia, e quindi lì arriva la gente e qui non arriva, però ognuno è cittadino italiano, paga le tasse, le paga quello di Roma, le paga anche quello di Pordenone, questo che dico io. Quindi la sicurezza non è un costo, se noi continuiamo a dire che la sicurezza, investire in sicurezza è avere un costo, non andiamo da nessuna parte. Però sta di fatto che neanche adesso, neanche con questo governo, si sta facendo niente per avere delle persone in più in tutto il territorio nazionale, diciamo così, perché siccome la gente è stufa di dire che a Pordenone, io dico che non c'è nessuno e da qua a 10 anni possiamo chiudere, io lo dico a livello nazionale. Questo è, i concorsi, abbiamo problemi con il riordino delle carriere, cosa che magari nell'esercito ha cambiato, no, in questo governo, ma sono cambiate e sono cambiati. Noi abbiamo per un nostro contratto di lavoro abbiamo aspettato 10 anni, quindi voglio dire, c'è un default, c'è una gravità questo turnover di personale che c'era stato presentato come al 50-50%, quindi 50 andavano, 50 venivano, questo non sta avvenendo, e questo è il problema. Da qua a qualche anno c'è un default nella questura di Pordenone, guardate che sono tante, che adesso 10 persone nel 2012, anzi 12 persone nel 2019 andranno in pensione. Sono tante per una città come Pordenone. Lei
è da anni che lancia questo grido d'allarme. Bene o male, insomma, le riserve sono quasi sempre arrivate, magari in forze ridotte meno quanto le poteva immaginare. Ma io, guardi, ecco, ho dei dati, no, che non ho portato, cioè numericamente, non so mai cosa lei mi chiede, però... Siamo a rischio declassamento, cioè si parla sì, sempre ma è più già, spesso, no? ma no, quant'altro, ma siamo a rischio di declassamento, questo è un dato di fatto, già c'è stata nella riorganizzazione delle questure, già c'è stata questa cosa, Cioè, Padova è diventata di Serie A, prima era di Serie B, cioè, noi... il campionato promozione giocheremo col Casarsa, cioè, se fossimo una partita, cioè noi abbiamo delle lacune su personale, tantissimo, no? Tantissime, e io dico sempre attenzione a fare i discorsi, i giochetti. Io ho visto che la nostra mozione non è stata portata avanti, io l'avevo proposta, l'ha preso un consigliere e l'ha portata avanti. E guardate che il ladro, il delinquente, non è che se va a rubare in una casa chiede scusi che casa è questo, uno del PD, uno del PC, uno della DC, cioè i ladri vanno da casa di questo a casa di quell'altro, quindi datevi anche una guardata voi, questo che io dico, no? Perché deve esserci questa, perché l'ha presentata lui. Poi noi abbiamo un grosso problema, quello dell'ufficio stranieri. All'ufficio stranieri oggi quanto lavora di più di 10-5 anni fa? Io vedo che c'è sempre la ressa. Ogni giorno, basta che vi fate un giro alla questura di Pordenone la mattina, ha escluso il sabato, guardate cosa c'è davanti alla questura di Pordenone. Quindi capite che sono aumentati tutti i servizi esterni, dalla partita di calcio, ridico sempre, alla processione, ai banchetti, ieri c'erano i banchetti e c'era la polizia presente, quindi vuol dire che qualcuno non ha fatto il riposo per andare ai banchetti, cioè voglio dire, è una situazione che uno magari si stufa a sentire, ma guardate che da qua veramente a 10 anni nella nostra questura ci saranno grossi problemi. E i servizi potrebbero non essere più assicurati. Anche perché il personale che oggi ha 45 anni, fra 10 ne ha 55. E quindi ovviamente le forze le insegna. E i ladri non ne hanno più di 30 anni. Sempre meno, vabbè, insomma, guardatevi sono sempre più giovani veramente quelli che vengono anche pizzicati e ovviamente anche e grazie ai colleghi invece che hanno recuperato una refurtiva ingente. Avete euro, ecco, non so se lei l'ha comunque ricordato, chi ha subito dei furti si rivolga pure alla questura di Pordenone, vada nel nostro sito, c'è la possibilità di riconoscere, sono stati inseriti, si stanno inserendo tutti pezzo per pezzo e gli oggetti ritrovati. E se qualcuno riconosce chiaramente il proprio pezzo, insomma, venga che contattare la questura. Sì, certo, l'ufficio relazioni con il pubblico, questa è una cosa in più che diciamo perché è appena successa, quindi per il cittadino questo è importante. Grazie davvero al Grazie dottor Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP, Polizia di Stato. Primarie del Partito Democratico in 18.000 nel veneziano, la vediamo i dati per quanto riguarda la parte del veneziano.